Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Sono Hilde Garda. Per le persone che ancora non conoscono il mio canale YouTube, mi occupo di esoterismo della scuola tradizionale ermetico-cabalistica, ma sono anche una cartomante, quindi mi occupo di sibille, di tarocchi, di radiestesia e in chiusura di astrologia. Ovviamente tutte queste discipline, tutte queste conoscenze vengono applicate durante i consulti, per cui se siete interessati ad un consulto vedete il mio numero che scorre in sovraimpressione, ma veniamo alla registrazione di oggi e a quello che è l'obiettivo di questo video. Oggi ci occuperemo di un piccolo rituale propiziatorio, un rituale. Spesso qualcuno mi scrive, soprattutto le persone che seguo da tempo, per chiedermi: guarda, c'è una bellissima luna adesso, cosa potrei fare in questa occasione? Oppure devo affrontare delle cose, cosa posso fare per propiziarla un pochino? Bene, c'è un rituale che vi viene incontro ed è semplicissimo, è un rituale che applica pochissimi ingredienti e che può essere svolto in due modi diversi e che adesso vado a spiegarvi. Intanto l'occorrente: cannella in polvere, una candela bianca, sappiate che il bianco va bene per tutte le occasioni, una striscia di non tanto grande quanto basterà poi per avvolgere la candela, di carta argentata o la classica carta da cucina, insomma, e un qualcosa per incidere sulla candela. Bene, detto questo, quindi potrete usare in alternativa anche la punta di una biro o un rametto di rosmarino, qualsiasi cosa, anche un gambo di una rosa tagliato, quindi qualcosa che abbia la capacità di incidere la candela. Partiamo da cosa stiamo utilizzando. Quindi la cannella si presta eccezionalmente per attirare ogni cosa nella nostra realtà, ha questa capacità magnetica molto importante, soprattutto per l'ambito venusiano. Quindi eh, cosa comprende l'ambito venusiano? Per chi conosce un po' i significati degli archetipi e anche i sottosignificati per il tramite dei segni e delle costellazioni associati a Venere, sanno che si occupa di moltissimi aspetti. Venere è sia l'amore fisico, l'armonia sociale, la giustizia, ma è anche il lavoro e tutta la piacevolezza della vita. Quindi, siccome sono tantissimi gli aspetti del quotidiano e del vissuto di tutti noi a occuparsi o comunque a rientrare in queste qualità, useremo la cannella. Quindi ogni volta che vorremmo attirare a noi o amplificare il nostro potere di attrarre qualcosa di positivo nella nostra vita, metteremo o useremo un po' di cannella. Vi ricordo per la candela che non è necessario che sia cilindrica, conica, basta che sia bianca, quindi non perdetevi nei dettagli che fondamentalmente risultano ininfluenti. Spesso mi chiedono: ma deve essere per forza così? L'ho trovata solo dritta, quindi non vi preoccupate, purché sia bianca e nuova, chiaramente. Allora, cosa dovrete fare per procedere? Semplicemente dovrete incidere sulla candela il vostro nome completo, quindi nome e cognome, la vostra data di nascita e lo scopo di questo piccolo rituale è propiziatorio. Spesso le persone ovviamente desiderano sentirsi tranquille sotto il profilo economico e quindi questo rituale è eccezionale o estremamente potente, soprattutto per mantenere questo flusso. Quindi per mantenerlo bisognerà essere regolari. Lo dico spesso, soprattutto durante le sessioni private, quando mi contattano per la ritualistica, che è un'illusione pensare che con un rituale si risolva un'intera vita. È necessario e da qui tutte le tradizioni magico-spirituali lo dimostrano col fatto che per millenni continuano a ripetere a oltranza ovviamente tutte le loro cerimonie, e questo serve a rafforzare l'egregore e a rafforzare la forza. Appunto, è un gioco di parole, ma è per farvi capire che tutto quello che noi compiamo in un momento avrà poi un apice e poi una caduta. Per questo bisogna portare su e poi preservare il magnetismo ripetendo, quindi ripetendo per tutta la durata necessaria affinché
il nostro obiettivo venga consolidato nei piani sottili e poi per il principio di condensazione dell'elemento terra arrivi nel nostro quotidiano. Quindi dobbiamo insistere, in poche parole. Ovviamente, pur se non è strettamente collegato a una lunazione particolare, chiaramente sfrutteremo la conoscenza legata alle fasi lunari. Quindi se vogliamo attirare qualcosa nella nostra vita, opereremo dal nuovo al pieno. Se vogliamo invece allontanare o diminuire qualcosa della nostra vita, al contrario, agiremo dal pieno al nuovo. Quindi in fase crescente per avvicinare, attirare, in fase calante per diminuire. Sempre per lo stesso principio, e quindi tenendo conto della polarità di attirare o di allontanare, scriveremo sulla candela seguendo un ordine particolare. Quindi per attirare cominceremo a scrivere dall'alto verso il basso e quindi per lo stesso principio quando ungeremo la candela direte ma non ci hai mostrato un olio di unzione? No, useremo la nostra saliva e poi vi spiego perché. Quindi per ungere poi la candela anche seguiremo il principio da cima a fondo. Ehm, Chiaramente quando dobbiamo attirare possiamo anche ungere partendo dalla cima alla metà e poi al contrario dalla base verso il centro, quindi andando incontro, come se volessimo portare al centro dove poi troverà questa energia il nostro nome inciso. Ma vi ricordo che anche per semplificare possiamo seguire semplicemente la scritta per come l'abbiamo orientata. Quindi ovviamente procedo da cima verso fondo incidendo i miei dati, ok? Quindi lo faccio insieme a voi così vedrete quanto è rapido eseguire questo lavoro. Bene, io al momento ho inciso i miei dati, ma devo anche incidere sulla candela l'obiettivo che ripongo nella mia procedura, quindi cosa mi pongo di ottenere, qual è il principio che desidero muovere in questa circostanza. Ovviamente per propiziare la maggior parte di voi penserà, ed è anche giusto, a quello che è l'abbondanza. L'abbondanza in ogni direzione, in ogni circostanza della vita. Quindi io vado a scrivere una frase che significhi per me abbondanza. Vi consiglio ad esempio di scrivere io sono abbondanza, io sono prosperità, quindi la cosa che vi piace di più e chiaramente affermandolo al positivo, come qualcosa che affermate di essere, ok? Quindi una constatazione positiva, ma, e questa è la seconda maniera per procedere, di cui vi anticipavo all'inizio, potete anche in alternativa usare delle parole dall'ebraico che sono parole di potenza e quindi mettete pure in pausa il video e trascrivetevele. Allora, io ho scelto 3 parole specifiche, una è per il successo, una è per la prosperità materiale e una per la riconciliazione, perché sono sicuramente gli ambiti che più vi stanno a cuore. Ovviamente sceglierete una sola di queste parole, non tutte e 3, per non ridurre il potere di creazione che è insito in questa operazione. Quindi, se sceglierete per esempio, in quale caso potrete usare la parola per il successo? Abihaud. Nel caso in cui, per esempio, dovete consolidare un traguardo oppure superare un esame, una prova. Quindi, o in tutti gli ambiti in cui avere successo vi servirà per il conseguimento del vostro scopo. Per esempio per la prosperità materiale che nasce come obiettivo di questo piccolo rituale, Ab Yater,
ok? Quindi la seconda parola che avrete trovato nel biglietto e la potrete incidere sulla candela. Oppure se state passando un momento di incomprensioni, di difficoltà, discussioni, di allontanamento con una persona a voi cara, potrete aggiungere Absalom, quindi la terza parola di potenza. In questo caso vi consiglio di scrivere anche il nome della persona con cui vorreste riconciliarvi, ok? E sempre in questo caso vi consiglio di scriverlo nella direzione contraria al vostro nome, così che vi andiate incontro. Quindi se il vostro nome lo avete scritto dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto farete raggiungere l'altro nome, così che vi andiate incontro, va bene? Allora, come si procede all'unzione? Vi ho detto la saliva è forse uno dei fluidi corporei più importanti e magnetizzabili nella ritualistica. È importante perché scorre la stessa sostanza, quindi veicolo del vostro corpo lunare, quindi di quello che è il mondo delle emozioni interiore e parla apertamente di voi. Quindi è un modo più importante, mettiamola così, per veicolare la vostra energia sulla candela, che diventa quindi un perfetto testimone vostro, a cui andiamo poi ad appiccicare la cannella, la polvere di cannella. Quindi procediamo dall'alto verso il basso fino ad aver completamente ricoperto la superficie della candela. Se doveste vedere dei video dove fanno così è sbagliato, perché è come annullare di volta in volta la direzione inserita precedentemente. Quindi se dovete attirare, vi ripeto, andate dall'apice alla base, ma non ripassate due volte sullo stesso posto con le direzioni contrarie. Quindi siate accorti e procedete solo in un'unica direzione. Proseguo abbassando così che facciate questo rituale passo passo anche voi. E a questo punto spargerete la cannella sulla candela. Le parti incise dovrebbero riempirsi, quindi questo è il risultato e ovviamente procediamo effettuando una specie di pacchetto. Benissimo, a questo punto la candela è pronta per essere accesa e una volta che avrà terminato, quindi si sarà consumata completamente, conserverete il pacchetto gelosamente. Questo perché contiene tutte le vostre informazioni, contiene la parola di potenza che avrete scelto oppure la frase, se vi viene più facile, anche solo per un semplice motivo di comprensione di quello che avete inciso, quindi io sono prosperità, io sono abbondanza, e dovrete conservare poi il pacchettino in un posto sicuro, quindi o come talismano, amuleto che porterete con voi fino all'ottenimento del risultato, e vi ricordo che è necessario ogni tanto ripetere questa procedura, questo piccolo rituale, meglio se a cadenza mensile, meglio se mantenendo la stessa lunazione. Quindi vi faccio un esempio: volete garantirvi la riuscita di qualcosa oppure un miglioramento materiale, sarebbe bene optare per un giovedì o per una domenica, buono anche il mercoledì, soprattutto se vi occupate di commercio o di comunicazioni, di insegnamento, di mediazioni. Se per esempio volete riconciliarvi con qualcuno, prosperarvi, propiziarvi l'aspetto sentimentale, buono il venerdì, ok? E così via. Quindi seguite quello che conoscete delle associazioni planetarie con le circostanze che volete attirare a voi. Quindi questo è un semplicissimo rituale. Vi ricordo comunque la ripetizione è importante, conservate alla fine, quindi non dovete gettare come un rifiuto
quello che avrete fatto, lo dovete invece conservare, oppure se diventano tante le cose da conservare, tenete magari il primo a mo' di amuleto, di talismano, propiziatorio per voi, i successivi potrete seppellirli nel suolo, nel terreno, e questo sempre per rafforzare il principio di condensazione dell'elemento terra, meglio se ai piedi di un bell'albero florido, prospero, quindi ricco di fronde e soprattutto vitale, quindi che vi dia proprio l'idea di abbondanza e prosperità. Bene, vi ringrazio tutti e buon chance, buona fortuna.